Adesso verificheremo invece i tempi dell'eventuale sosta al bancomat. La sosta è di fondamentale importanza in quanto nel caso in cui fosse avvenuta non resterebbe il tempo durante il giro di Viviana per Sant'Agata per incontrarsi con persone o lasciare il figlio da qualche parte. Ecco, come vedete si trova un posteggio direttamente sulla carreggiata, quindi non c'è già la difficoltà di trovare posto. La banca è facilmente raggiungibile, non è molto frequentata, ci sono 2 dispositivi bancomat e raramente c'è molta gente. Ora la domanda che noi ci faremo è: perché prendere questi soldi? Per pagare l'autostrada no, perché se era uscita l'aveva già pagata. Per mettere la benzina nemmeno, perché ovviamente avendo il bancomat poteva pagare la benzina col bancomat, come sembra abbia fatta. Per pagare l'ingresso alla piramide della luce nemmeno, perché la piramide della luce non prevede ingressi, né c'è la possibilità di comprare cibo nelle vicinanze, per cui il cibo poteva essere solo comprato a Sant'Agata, ma a Sant'Agata non aveva senso comprarlo perché sarebbe stato possibile pagarlo col bancomat. Quindi questo è un mistero. Non si capisce quindi a cosa le servono questi soldi, così come non si capisce perché uscendo dalla banca, invece di prendere direzione Palermo ed essere in autostrada in 1 minuto e mezzo, si imbatte in un cervellotico giro del paese. L'operazione bancomat durerà 1 minuto e 25, quindi è credibile una stima di 3 minuti. Dubito che possa mai avere sotterrato lei il bambino con quel caldo. Quel giorno era già miracoloso stare all'aria aperta.